Saranno 7 gruppi internazionali partecipanti al Festival Internazionale Bambini del Mondo, giunto alla 16ª edizione che tradizionalmente apre la sagra del mandorlo in fiore di Agrigento. Quest'anno i gruppi arrivano da Albania, Bulgaria, Georgia, Corea, Polonia, Russia e Italia. Con loro i gruppi agrigentini Gergent, Oratorio d'Unguanelle, i Picciotti del Valdagragas, i Picciotti da Purteggia, Fabaria Folk ed Erbessus. Il Festival I Bambini del Mondo è organizzato dall'AIFA, Associazione Internazionale Folk Agrigento, guidata da Luca Criscenzo, che continua a diffondere nel mondo nel nome di Papa Claudio i grandi valori della pace, della fratellanza e della concordia tra i popoli. Nel ricordo del loro papà Claudio Criscenzo, immaturamente scomparso il 20 gennaio di 5 anni fa, i Bambini del Mondo sono partiti a dar vita al Festival Internazionale del Folklore a loro dedicato e che ormai da diversi anni fa da apripista alla sagra del mandorlo in fiore. A Claudio Criscenzo è intitolato il premio che sarà assegnato nel corso della serata finale del festival al Museo Archeologico, al gruppo che meglio rappresenta con le danze, la musica, i costumi e le tradizioni i valori propri del festival. Anche all'edizione di quest'anno, puntualizza Giovanni Di Maida, cofondatore e presidente del festival, i Bambini del Mondo coniugheranno il folklore con la promozione umana e sociale per diffondere i diritti dei minori. Proprio per la promozione di questi grandi valori, i Bambini del Mondo nel corso degli anni hanno avuto riconoscimenti ufficiali da parte dell'UNICEF, che li ha nominati ambasciatori di pace nel mondo, dall'Associazione contro la pedofilia Meter di Don Fortunato Di Noto, dalla società Dante Alighieri e altre associazioni e enti nazionali ed internazionali. I Bambini del Mondo sono pronti ad aprire la sagra, dice Luca Criscenzo, per continuare a diffondere nel mondo i grandi valori della pace, della fratellanza e della concordia tra i popoli.